Vicenza, capitale italiana della gentilezza 2026, protagonisti sindaci, assessori, consiglieri comunali dei 45 comuni vicentini che hanno aderito al progetto e che hanno ricevuto la delega alla sicurezza per la propria amministrazione, il tutto coordinato poi dalla provincia. Crediamo nella gentilezza, ci ho creduto fin da subito e mi hanno seguita in molti comuni che hanno dato la delega a gentilezza. Siamo arrivati a quota 45, che è un numero veramente notevole che ci vede i primi in Italia anche in questo. Abbiamo tanto bisogno di gentilezza, che oltretutto ormai è scientificamente dimostrato avere delle ricadute estremamente positive nel benessere di una comunità, nel benessere individuale e poi nella salute. Prossimo passo sarà quello di organizzare iniziative di avvicinamento al 2026, come il primo Consiglio provinciale d'Italia dei ragazzi. Ogni sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi entrerà nel primo consiglio provinciale a livello nazionale dei ragazzi e loro saranno i portavoce del territorio, della loro fascia d'età, per darci degli indirizzi, delle proposte. Un modo di far entrare l'educazione civica direttamente nella vita quotidiana dei giovani, ma gentilezza significa anche semplicemente buona amministrazione. Deve essere un modo di amministrare che metti al centro il cittadino e tutte le attività amministrative fatte con amore e con cura producono gentilezza. Dare ascolto in poco tempo a chi ha bisogno di un rapporto con gli amministratori senza farli aspettare un mese, perché è inutile mettere in moto un'iniziativa di gentilezza e poi i cittadini dicono ma non possono parlare al sindaco, all'assessore. Ecco, quindi una gentilezza come buona amministrazione.